Signori ascoltatori, ben trovati per questo incontro con Adiconsum, l'associazione dei consumatori. Ricordo per chi ancora non lo sapesse che l'Adiconsum, la sede provinciale di Adiconsum, è a Carbonia in via Mazzini 41 presso il sindacato CISL che ci ospita a fianco all'ex provincia di Carbonia Iglesias. Siamo aperti praticamente tutti i giorni, comunque per sicurezza è bene telefonare, prendere un appuntamento e poi giorni e orari stabiliti ci incontreremo per verificare le vostre richieste, discuterne assieme e assieme vedere di trovare una giusta soluzione per i vostri problemi. Inizio subito riportando ancora delle lamentele che ci sono sul servizio idrico su Abbanoa. Questa volta non parliamo tanto di bollettazione, ma parliamo di ricezione degli uffici che stanno a Carbonia in via Lubiana. E mi si viene a dire spesso da diverse persone che quando si va in via Lubiana ci sono file lunghissime, spesso attese anche di ore, e poi magari per avere risposte un po' evasive o alcune volte anche non risposte, o altre volte solo la consegna di un modulo senza l'aiuto per la compilazione, un aiuto pratico a risolvere la propria questione. Io vi invito, se lo ritenete opportuno, di evitare le file finché è possibile, magari contattateci, probabilmente riusciamo a risolvervi il problema o a darvi le giuste spiegazioni evitandovi queste lunghe file. È chiaro che magari andando lì ad Abbanoa 1 o 2 ore di fila poi avete qualche risposta, a noi bisogna attendere che vi diamo l'appuntamento, ma penso che convenga l'attesa di un giorno, 2, insomma, però essere ricevuti tranquillamente, comodi in una sedia e parlare seriamente del problema a tu per tu senza che nessuno ci stia ad ascoltare. Quindi assieme chiariamoci, vi diamo il tempo necessario per spiegarvi e possibilmente darvi anche la soluzione al vostro problema o quantomeno spiegare esattamente come stanno le cose in modo che siate consapevoli di quello che succede. Quindi se volete evitare le file inutili ad Abbanoa siamo a vostra completa disposizione. Vi ricordo, siamo in via Mazzini 41 a Carbonia. Ora volevo parlarvi dei servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nella città di Carbonia, ma questo va bene lo stesso discorso Iglesias, Sant'Antioco, Sant'Adi, tutti i comuni che hanno servizi di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani. Ora, praticamente in tutti i comuni c'è questo servizio, in alcuni va benissimo, in altri un po' meno. Ci sono diverse lamentele di cittadini. Ora, sappiate che a fronte di un pagamento di un servizio si ha diritto a ricevere questo servizio nel miglior modo possibile, con il minor danno possibile alla persona, alla famiglia e all'ambiente. Dico questo perché in alcuni comuni ci consigliano, obbligano di mettere i rifiuti per strada la notte, quindi prima di andare a dormire, in modo che alle 6, 7 del mattina, alle 8, questo servizio va espletato col minor danno possibile per non intralciare il traffico, più tranquillità, eccetera, eccetera. Purtroppo non spesso avviene. Spesso si mettono i rifiuti fuori la notte e poi il ritiro avviene anche a giornata inoltrata, anche il pomeriggio, qualche volta anche si dimenticano di farlo. Io vorrei dare un consiglio. Primo, aiutiamo chi lavora.
Quindi evitiamo di mettere contenitori aperti, non chiusi. Voi sapete c'è nei contenitori la chiusura antirandaggismo. Operiamo in tal senso, in modo che gli animali, magari sentendo degli odori, non vadano a frugare e a disperdere tutto. Quindi cerchiamo di aiutare le persone, mettiamo in ordine e per bene i vari bidoncini, però dobbiamo pretendere che il servizio venga fatto regolarmente nel miglior modo possibile, cioè che venga fatto agli orari stabiliti, che i bidoncini una volta raccolti non vengano buttati o spostati in modo poco regolare, diciamo così, che vengano svuotati completamente e che non lasciino nelle strade qualche residuo. Quando ci sono questi disservizi, perché di tale cosa si tratta, vi invito a segnalarceli, perché noi questi disservizi li riporteremo al responsabile del comune che deve verificare che chi ha l'appalto rispetti integralmente nel miglior modo possibile il contratto sottoscritto. Perché a noi arrivano le fatture, le bollette da pagare e le dobbiamo pagare. Se non le paghiamo, incorriamo in sanzioni. Quindi anche chi non rispetta il contratto e fa il lavoro non perfetto, non dico la perfezione, comunque nel miglior modo possibile, va sanzionato. Ma va sanzionato anche chi non controlla. Chi controlla ha la responsabilità, rappresenta i cittadini davanti alla ditta appaltatrice ed è essa che deve raccogliere eventuali lamentele, riportarle e fare rispettare il contratto d'appalto. Quindi non sempre questo succede, o magari se succede non ne siamo informati perché le lamentele continuano ad arrivare. Quindi l'invito che faccio a tutti i cittadini di tutti i comuni: segnalate le inadempienze in modo da correggerle, perché ripeto, non è che va punito uno per aver fatto un errore, per carità, si sbaglia tutti, ma se si persiste nell'errore è un problema da risolvere subito, specialmente quando la raccolta non è fatta nei tempi dovuti e quando è fatta in modo superficiale o quando ci rovinano i bidoncini perché poi non ce li sostituiscono se rotti. Dobbiamo ripararli se è possibile o acquistarli nuovi. Quando il servizio non è fatto agli orari e nei giorni stabiliti, lamentiamoci. Il fatto che abbiamo difficoltà di conferire i rifiuti ingombranti, un vecchio frigorifero, eccetera, e si telefonano e tardano a ritirarlo, lamentiamoci. Se ci sono altri problemi di conferimento all'ecocentro, come capita in questi giorni, che pare che ci siano problemi, lamentiamoci o quantomeno presentiamo il problema perché sia risolto immediatamente. Perché, ripeto, tutto alla perfezione non può andare, i disguidi possono capitare, le persone possono sbagliare. L'importante è segnalarlo in modo che non succedano più questi errori. Ecco, quindi il servizio di nettezza urbana è un buon servizio perché va fatto, ci aiuta a smaltire i rifiuti, ci aiuta a tenere la città più pulita, più ordinata, a un costo cui noi siamo obbligati a ottemperare, però abbiamo diritto di essere serviti nel miglior modo possibile. Ecco l'invito a segnalare tutto questo. L'altro invito che faccio è questo: in questo periodo è iniziata nella città più grande della provincia, ma fra un po' ci sono anche altri comuni, la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. È un fatto democratico, le elezioni comunali, dove la città e i cittadini eleggono i loro rappresentanti scegliendo il meglio per loro. Ognuno sceglie quello che ritiene più opportuno, quello che ritiene più adatto a governare la città
con l'auspicio che ci sia un miglioramento. E ovviamente tutti i candidati presentano la loro lista, il loro programma. Alcune volte è un programma di sogni, altre volte è un programma realizzabile e noi cittadini dobbiamo vedere se il programma presentato è stato realizzato in modo da tenerne conto quando ci saranno le elezioni prossime venture. Però possiamo anche aiutare coloro che intendono candidarsi, mettere la loro disponibilità a disposizione della popolazione per governare, possiamo dare una mano segnalando cosa pensiamo che sia utile alla nostra città. Vero è che la cosa più importante è il lavoro. Non sempre, purtroppo, i sindaci possono creare posti di lavoro. Non è loro compito, non è nelle loro possibilità. Alcune volte con alcuni provvedimenti possono aiutare i posti di lavoro e quindi bisogna spingere affinché quelle poche possibilità che hanno vengano espletate al massimo. Poi ci sono le altre possibilità di interventi negli asili, rete d'asilo, rete delle mense, nelle scuole, nelle strade, nella vita pubblica tutti i giorni, nella regolamentazione e controllo dei servizi, nelle tasse, insomma, tante cose. Ecco, una cosa che io chiedo e propongo è questa. Facciamo una nota dove elencare, secondo noi, le priorità che ha questa città. Alcune priorità possono essere risolte subito. Normalmente, in periodi elettorali, 5, 6 mesi prima, 8 mesi prima, un anno prima, iniziano, sarà un puro caso, però iniziano dei lavori, quindi si aprono dei cantieri, si ristrutturano vie, piazze, strade, si fa qualche attività anche culturale in più, qualche altre, insomma, delle cose che migliorino almeno momentaneamente la vita ai cittadini. Allora, noi possiamo suggerire, è questo che appunto io vi chiedevo, qual è la priorità secondo noi che ha la nostra città. Faccio un esempio. Abbiamo, ripeto, il lavoro prima di tutto non si discute, abbiamo necessità di una vita più serena per i nostri anziani. Come? Promuovendo attività per gli anziani o dandoci da fare per intervenire presso le ASL per un particolare occhio di riguardo agli anziani. Un'altra cosa può essere, alleviamo la solitudine degli anziani, potenziamo i centri che possono far convergere queste persone per attività sia culturali, ludiche o solo di raccoglimento. Possiamo dire che, ad esempio, la città ha bisogno di rifare tante strade. Quali? Ovviamente una priorità, perché farle tutte sarà impossibile proprio per le finanze, ma indicare quale riteniamo più opportuno che sia immediata. Migliorare, ne accennavo prima, la pulizia della città, renderla più fruibile, o aiutare i cittadini, ad esempio, con creazione delle case dell'acqua. Voi sapete che esistono delle apparecchiature pubbliche dove si possono posizionare in diverse parti della città e distribuire l'acqua potabile, ovviamente, sia fresca che naturale o gasata o meno, a prezzi modici, 4-5 centesimi al litro. In questo modo diamo un servizio in più ai cittadini, aiutiamo, visto che il cittadino può andare a prendere l'acqua a minor costo rispetto all'acqua minerale che si acquista
nei supermercati a minor costo, magari con il loro recipiente, ed evitiamo anche di acquistare dell'acqua con tanta plastica e creare plastica. E quindi anche un risparmio dal punto di vista ambientale. Ci sono altri suggerimenti, che ne so, incentivare la cultura in città, potenziando il teatro, facendo delle opere culturali aperte a tutti, fare delle attività che distraggono la gente. Un'ipotesi: quando si fa in estate noteggiando, vediamo che la gente esce, si distrae, altrimenti vediamo le città buie, vuote, la sera dopo le 7, 7 e mezza sembra che sia il coprifuoco, quindi incentivare l'attività nei centri. Insomma, tante idee, e queste sarebbe bene che ogni cittadino ci ragionasse un attimo e le presenti. Ora, capisco la difficoltà di andare in comune e dire: io vorrei, a me piacerebbe, io sognerei di fare questo, propongo questo. È difficoltoso, però se le segnalate a noi, come a Di Consum, o anche all'associazione Terza Età di Via Lazio, noi raccoglieremo le vostre richieste e le presentiamo al sindaco attuale o ai candidati sindaci per il futuro, dicendo: i cittadini pensano questo, mettilo nel tuo programma e cerca di realizzarlo. Oppure, in questo scorcio di legislatura, fino a maggio-giugno, che ci saranno le elezioni nel 2016, vedi di fare il possibile per realizzare queste cose che interessano i cittadini. Chiaro che se si realizzano ci sarà anche un ritorno d'immagine, quindi una campagna elettorale aiutata proprio da queste opere, ma se sono utili ai cittadini, ben vengano. E quindi dobbiamo aiutare chi già ci amministra o chi ci amministrerà per migliorare la città. Questo al di là dei colori politici. Poi chiaramente ognuno ragiona con la sua testa, col suo cervello, e quando andrà all'urna deciderà liberamente chi votare. Ma a noi interessa che chi c'è o chi ci sarà faccia esclusivamente gli interessi dei cittadini, e per aiutarlo facciamo queste proposte. Quindi do la disponibilità come associazione: venite a trovarci, oppure telefonate o scriveteci anche tramite email. Sovraimpressione, troverete il numero di telefono e la mail, e noi raccoglieremo i dati e li invieremo a chi ci amministra. È un servizio che daremo alla città, ai cittadini. Bene, detto questo, voglio ricordarvi brevemente: in questi giorni è sulla stampa che l'Ufficio delle Entrate manderà in tutta Italia circa 220.000 avvisi per errori nella compilazione dei modelli 730. Quindi manderà gli avvisi per il ravvedimento operoso, in modo che ognuno di noi, qualora gli arrivi l'avviso, possa entro il 31 dicembre ravvedersi, cioè correggere gli errori, e avrà una sanzione minima. Chi non lo fa rischia sanzioni ben più pesanti e il controllo diretto della Guardia di Finanza o degli addetti dell'Ufficio delle Entrate per verificare tutti. A quel punto ci saranno dei controlli. Quindi se non vogliamo controlli, ma non perché sbagliamo, perché non vogliamo i controlli, se noi vogliamo un po' per le noie, disturbi, fastidi, eccetera, eccetera, se ci arrivano questi 730 andiamo al nostro CAF, al centro di assistenza fiscale, o dal commercialista, chi ci ha fatto la denuncia, o se l'abbiamo fatta noi e abbiamo sbagliato, facciamoci aiutare per questo ravvedimento operoso, in modo da evitare sanzioni, perché gli errori capitano, ma se riusciamo a ripararli senza spendere, o quantomeno limitando al massimo il tributo da pagare, ben venga.
Quindi ricordatevi che questo sta per accadere, stanno arrivando gli avvisi a casa, a chi ha sbagliato ovviamente, non a tutti. Ricordo pure un fatto che in questi giorni ne parlano quasi tutti i giorni in TV. Tutte le amministrazioni sapete che nel mese di ottobre avviano il classico bilancio comunale dove prevedono le spese per il prossimo anno. Aumento o diminuzione di tasse, investimenti, bonus o quant'altro, insomma, prevedono che l'anno 21 lo Stato lavora per sé, il bilancio dello Stato, il bilancio delle regioni, il bilancio dei comuni e delle province dove ci sono. Quindi tutti questi enti prevedono, in base alle entrate e alle disponibilità finanziarie che hanno, prevedono di avere, le spese per l'anno 21. Quindi è importante due cose. Primo, che anche in questo caso chiediamo, e questo lo dico principalmente alle associazioni, ma i cittadini devono rivolgersi alle associazioni, se abbiamo dei problemi, delle idee, dei suggerimenti, di andare dai nostri amministratori e presentarli. E comunque chiedere a forte voce, a viva voce, che il bilancio, prima di essere approvato definitivamente, perché nelle maggioranze, lo sapete, l'amministrazione, il sindaco e gli amministratori li portano, il Presidente del Consiglio, li portano in Consiglio e ci sono già gli accordi e si approva. No, che venga presentato ai cittadini prima dell'approvazione, in modo che i cittadini, e questo si può fare con assemblee pubbliche, nei diversi centri, a Carbonia ce n'è tantissimi, a Iglesias ce n'è tantissimi, in tutti i comuni ci sono i centri sociali, e venga presentato ai cittadini in anteprima, prima di approvarlo, in modo che i cittadini siano già informati di quello che succederà, di quello che verrà loro imposto o proposto. E i cittadini, vedendo questo, possano a loro volta dire: ma scusa, perché questo e non questo? Perché non lo fai così? Io suggerisco questo. Ecco, un modo di dialogo, trasparenza fra amministrazioni e cittadini che non guasta mai, anzi, è il sale della democrazia. Meglio parlarne, prevenire, e non poi subire quel che altri decidono e magari non siamo d'accordo. Un'altra cosa, in questi giorni, ripeto, di dominio pubblico il bilancio dello Stato, tra le tante cose, se ne parla, non è forse la più importante, assolutamente non lo è, delle canone RAI da mettere in bolletta, nella bolletta elettrica. Chiariamo che non si tratta di canone, ma di tassa. È sempre stata una tassa di proprietà, per il solo fatto che hai un televisore, paghi, a prescindere che guardi la RAI o guardi Mediaset, a prescindere che lo accendi o non lo accendi, che ti piaccia o meno il programma, paghi 113 euro l'anno. La nuova legge prevede un abbattimento a 100 euro. Bello, buono. Quando possiamo risparmiare, e addirittura prevede la possibilità di poterlo pagare comodamente senza sanzioni, anche a rate, cioè nelle bollette ogni 2 mesi, ogni 3 mesi un tanto da poter pagare. Il problema qual è? Come verrà applicato? Cioè all'utente signor Rossi, qualunque, dico, a te ti apre, tu hai l'allaccio alla rete elettrica, quindi devi pagare 100 euro di tassa TV in 4 rate, a prescindere. Ma ce l'ho? Lo verifichi se ce l'ho? Boh. Lo uso? Ho 2 case, ne pago 2?
Nella casa, io ho 2 appartamenti, uno di mio figlio, quindi lo stesso paghiamo tutti. E la denuncia da chi la deve fare? Se ce l'ho, non ce l'ho, non lo guardo, oppure lo vendo, non lo compro, insomma, una serie di cose. Sarebbe bene, prima di buttare l'esca, lo diminuiremo, chiarire esattamente come, in modo che sia chiaro il concetto, ma prima di farlo, perché oggi se ne parla, detto così può essere utile, paghiamo meno perché devono pagare tutti, è il massimo. Se paghiamo tutti, pagheremo di meno, come le tasse, se paghiamo tutti, paghiamo di meno. Ma perché per le tasse non lo fate su tutto? Perché ancora oggi esistono qualche commerciante, qualche artigiano, qualche professionista che vai lì, acquisti un prodotto o chiedi una prestazione, un'opera e ti dicono 100 euro, ma senza fattura facciamo 80. È chiaro che la persona, vedendosi subito lo sconto, accetta. No, diamo la possibilità di farci fare la fattura a 100, poi ce la fai scaricare, in modo che l'utente scarichi tutte le fatture, abbia lo sconto, ma chi presta l'opera paga. Questo è un modo semplicistico magari di presentarlo, ma è un modo per far pagare a tutti le tasse, e se tutti pagano c'è un maggiore introito nello Stato e possiamo avere la possibilità di diminuzione delle tasse o maggiore investimento sui posti di lavoro, che ce n'è tante e tante necessità. Quindi sul fatto della corrente elettrica aspettiamo di avere idee molto più chiare per poi darvi le spiegazioni, ve le daremo senz'altro, perché, ripeto, adesso è un modo un po' confuso. L'annuncio è la diminuzione in bolletta, detta così va benissimo, ma come si paga, quanto pagano tutti? E poi c'è anche questo, uno può non avere il televisore, ma se solo si paventa questa idea, un tablet, un smartphone, un telefonino, insomma una radio, un apparecchio adatto a ricevere i segnali, deve pagare. Quindi serve chiarezza. Potremmo decidere, dire la parola definitiva una volta che è chiaro il concetto. Quindi ne riparleremo senz'altro. Un'ultima cosa prima di terminare, siamo a metà ottobre, quindi è il periodo in cui inizieranno maggiormente, si fa tutto l'anno, ma le maggiori offerte. Prendi 3, paghi 2, 50%, promozioni varie nei centri commerciali. È chiaro che quando c'è l'offerta a tutti noi conviene acquistare, risparmiamo per bacco, si risparmia. Ma piccoli accorgimenti. Verifichiamo se il prodotto messo in offerta abbia lo stesso prezzo dei giorni precedenti. Non è che se prima, dico un esempio, una scatoletta la pagavo 1 euro, domani mi dice costa 1,50 euro, però se ne prendi 3 ne paghi 2. Alla fine sto pagando la stessa cifra, solo mi obblighi a comprarne di più e tu incassi di più. Il guadagno è tuo, non mio. Quindi facciamo attenzione a queste cose qui, non riempiamoci i frigorifici o i congelatori o gli armadi di prodotti solo perché sono in offerta, a prescindere dal reale valore, solo perché sentiamo in offerta. E poi un'altra cosettina, un piccolo trucco, ma questo ormai lo sapete tutti. Quando andiamo nei negozi e vediamo tutta la merce esposta, faccio un esempio, la pasta. Ci sono scaffali alti 1,50 m, 1,80 m, eccetera, con tanti scomparti. Normalmente il prodotto che hanno interesse a vendere di più è quello ad altezza d'uomo. I prodotti messi molto bassi o quelli molto alti, certo che hanno interesse di venderli, però c'è un interesse minore, evidentemente la pubblicità o l'utile, il margine, non lo so, però sono quelli che più interessano e normalmente l'utente
guarda quello che trova a portata di mano, a portata d'occhio. Guardiamo anche i prodotti su e giù, che spesso hanno lo stesso valore nutrizionale, la stessa qualità, ma magari costano meno. Ultima cosa, ricordiamoci, perché purtroppo è successo in modo involontario, non diamo colpa mai a nessuno perché le cose possono succedere. Quando andiamo alla cassa a pagare, verifichiamolo lo scontrino prima di uscire, perché capita che alcuni prodotti abbiano un prezzo, magari durante la notte, per strategie di vendita o altro, variano il prezzo, lo mettono in offerta o uno sconto, non lo so, e magari non viene aggiornato immediatamente nelle casse e quindi rischiamo di vedere il prodotto in offerta invece di €1, faccio un esempio, 90 centesimi, e alla cassa lo paghiamo €1. Ripeto, in modo involontario, non truffa, errori. Quindi verifichiamo, siccome è capitato, sta capitando, i soldi sono nostri, perdere 2 minuti, dare un'occhiatina non è male. Questo ovviamente per chi quando acquista controlla i prezzi, perché poi c'è chi prende e mette nel carrello, non guarda, vabbè, pazienza, questa è una sua responsabilità, è una sua scelta, non si discute. Però guardare i prezzi, per il discorso che ho fatto prima, perché alcune volte sono anche aumenti immediati che non ci rendiamo conto. Oggi vediamo nello scaffale €1 un prodotto, domani quel prodotto è €1,20. Costa di più alla fonte, costa di più acquistarlo, 1000 motivi, tutti giustificabili, tutti legittimi. Controlliamo, un'occhiata, andiamo a fare la spesa, cerchiamo di andare rilassati, mai di corsa. Di corsa si va solo a prendere all'ultimo momento il pane o un po' di frutta, ma la spesa generale, andiamoci con calma, rilassati, verifichiamo i prezzi, verifichiamo le offerte e lo scontrino finale. Non ci costa niente, ci facciamo una cultura di prezzi, di qualità, abbiamo solo da guadagnarci. Bene, io termino l'incontro di oggi ricordandovi che è quel che vi ho proposto, venite a lamentarvi o a presentare le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti presso la Diconsum, via Mazzini 41, o presso l'associazione Terza Età in via Lazio a Carbonia, dove prenderemo nota e presenteremo ai nostri amministratori le vostre proposte. Bene, io vi ringrazio per la pazienza, ciao a tutti. Don't listen